Franco Oppo è stato uno dei compositori italiani più innovativi e influenti del Novecento, noto per il suo legame profondo con la musica sarda e per la sua sperimentazione musicale. Nato a Nuoro il 2 ottobre 1935, Oppo ha portato avanti una carriera musicale che è spaziato dal neoclassicismo agli orizzonti della musica aleatoria e contemporanea, con uno sguardo attento alle tradizioni popolari e alla semiologia musicale. La sua opera e il suo insegnamento hanno lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale italiano e internazionale. Franco Oppo nacque a Nuoro da Carlo Oppo Villasanta e Olimpia Umana. Cresciuto in un ambiente familiare legato alla cultura sarda, ebbe i primi contatti con la musica tradizionale fin dall'infanzia, grazie anche alla stimolante atmosfera della stazione ferroviaria del Tirso, dove la nonna materna gestiva un punto di ristoro. Trasferitosi a Cagliari negli anni 50, frequentò il Conservatorio Giovanni Pierluigi da Palestrina, diplomandosi in pianoforte nel 1958, musica corale e direzione di coro nel 1960 e composizione nel 1961. Negli anni successivi approfondì la sua formazione con grandi maestri come Goffredo Petrassi e Giorgio Federico Ghedini, partecipando a corsi di perfezionamento a Venezia, Roma, Varsavia e Darmstadt. La sua traiettoria artistica fu caratterizzata da una ricerca costante fra tradizione e innovazione, sfociata in studi pionieristici sulla musica elettronica, l'aleatorietà e la semiologia musicale, con la formulazione di una teoria generale del linguaggio musicale e uno studio approfondito delle launeddas, strumento tipico sardo. Dal 1965 al 2000, Franco Oppo insegnò composizione e composizione sperimentale al Conservatorio di Cagliari, diventando un punto di riferimento per generazioni di giovani musicisti. Parallelamente compose numerose opere teatrali, sinfoniche, corali e da camera, presentate in diversi continenti, vincendo vari concorsi internazionali di composizione. Nel 1982 fondò e diresse il Festival Spazio Musica, che portò a Cagliari nomi di rilievo della musica contemporanea mondiale, contribuendo a collocare la Sardegna sulla mappa internazionale della musica d'avanguardia. Franco Oppo rappresenta un esempio emblematico di musicista organico, capace di coniugare radici culturali profonde e apertura verso le avanguardie sonore. La sua dedizione all'insegnamento, alla ricerca e alla promozione della musica contemporanea ha lasciato un'eredità preziosa che continua a influenzare il panorama musicale italiano e sardo. Scomparso il 14 gennaio 2016, Oppo rimane una figura chiave per comprendere il dialogo fra tradizione e modernità nella musica del XX secolo.